35. Da bollino rosso per l'inquinamento a Venezia. Nel dossier malaria di Legambiente il capoluogo è la quarta città più inquinata d'Italia. I blocchi del traffico non bastano più, urgono interventi nel settore della navigazione. Indagini serate della polizia contro le baby gang che stanno mettendo a ferro la città. Non ci sono più valori di riferimento, commenta l'assessore alla sicurezza di Venezia Giorgio Deste. Da stasera scatta l'allerta neve in pianura, le previsioni annunciano apporti che potrebbero causare disagi alla circolazione, pronti all'intervento mezzi spargisale e spazzaneve. La base di Fratelli d'Italia in rivolta per l'accordo tra la loro leader Giorgia Meloni ed il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mentre la Lega abbandona definitivamente il primo cittadino e le opposizioni attaccano. Una battaglia vinta perché combattuta insieme, così il sindaco di Dolo festeggia insieme ai suoi colleghi di tutta la riviera del Brenta l'interramento dell'elettrodotto. I nomi di 125 medici ospedalieri di base della sanità veneta nell'elenco pubblicato dal Codacons sui professionisti che ricevono finanziamenti dalle multinazionali farmaceutiche, ed è polemica. Alla Fiera Mondiale della Nautica di Düsseldorf il sindaco di Venezia presenta la prossima edizione del Salone Nautico di Venezia, una vetrina internazionale per coniugare l'arte della nautica all'aggregazione per famiglie e bambini. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. Anno da codice rosso, il 2018 per l'inquinamento a Venezia. Il capoluogo finisce al quarto posto nel dossier di Lega Ambiente. Urgono azioni strutturali, dice il presidente regionale Lazzari. I blocchi del traffico non bastano più. Sentiamo. Venezia è la quarta città più inquinata d'Italia e poco ci manca in termini di giornate di sforamento per ozono e PM10, che sia addirittura terza. La condanna è stata emessa nel giorno in cui è caduto l'embargo informativo sul rapporto malaria che Legambiente stila ogni anno sull'inquinamento atmosferico dei capoluoghi dello Stivale. Venezia e la laguna soffrono, servono azioni strutturali e bisogna iniziare a prendere in seria considerazione l'apporto dell'inquinamento prodotto dalla navigazione. Finalmente bisogna mettere in campo gli strumenti che oggi ci sono, ad esempio il blocco del traffico e quindi il blocco di motori più inquinanti anche per i mezzi a motore di navigazione. Per Mestre c'è il tema caldo di Porto Marghera e del traffico legato ai trasporti del commercio, oltre a quello della mobilità urbana. Nel 2018 in città i limiti giornalieri per le polveri sottili e per l'ozono sono stati superati per 139 volte, una giornata e mezza su 3. Dati da codice rosso. Bisogna intervenire con iniziative strutturali e quindi non solo con blocchi estemporanei, bisogna convertire, speriamo, anche i mezzi di locomozione, i mezzi a motore delle categorie, soprattutto dei commercianti o comunque sono delle categorie che usano il mezzo, che hanno bisogno di cambiare modo di muoversi, bisogna incentivare altre modalità di trasporto. A quasi nulla sono serviti i piani antismog, a dimostrazione che i blocchi del traffico dei mezzi più inquinanti per qualche giorno non bastano più. Nella classifica di Legambiente Venezia è quarta, dietro Brescia, Lodi e Monza, davvero per poco. Perciò è quanto mai urgente un ragionamento serio per fermare i motori delle navi o alimentarli a energia elettrica come sta facendo Genova. La salute è in grave crisi, dice Legambiente, secondo cui è urgente mobilitarsi per trovare soluzioni concrete. Baby gang che imperversano in centro storico, il cerchio si stringe, indaga anche la polizia locale. Si sta cercando di chiudere il cerchio attorno ai componenti delle bande composte da adolescenti che stanno imperversando in città, soprattutto nel centro storico di Venezia. Una serie di denunce per aggressioni, anche di una certa violenza, minacce, soprusi nei confronti di coetanei o addirittura di maggiorenni sono al vaglio della polizia, che su disposizione della Procura di Venezia sta svolgendo accurate indagini e servizi mirati per dare un volto e un nome agli esagitati. Con la questura in campo ci sono anche gli agenti della polizia locale di Venezia.
È una questione che affrontiamo da tempo e che oggi emerge attraverso questi episodi che si sono verificati e che ci auspichiamo non capitino più. Allarme e preoccupazione fra i cittadini che chiedono risposte, invocano punizioni giuste ma severe nei confronti di ragazzini che pare abbiano perso il contatto con la realtà. Sotto accusa i genitori, i primi che, secondo il sentire comune, dovrebbero avvertire e comprendere situazioni di disagio nei figli. Tutto quello che si è verificato è, come detto anche dal sindaco, relativamente a quello che è l'aspetto e il fenomeno culturale, un processo che oggi fa fatica nelle famiglie, nelle nostre case, a poter essere guidato direttamente da chi invece un tempo sapeva ben gestire, sapeva ben trasmettere certi valori. Le bande in azione in centro storico sono certamente più d'una, le vittime sono sovente persone incontrate per caso, come è accaduto la scorsa settimana a 2 studenti universitari che in seguito alle botte sono stati costretti a rivolgersi alle cure dell'ospedale. La polizia ha già eseguito interventi in alcune scuole, ma le indagini, anche per l'età dei ragazzini, sono coperte dal più stretto riserbo. Una lite all'apparenza per futili motivi ha rischiato di finire in tragedia. Guarirà in un mese il 23enne di Quarto d'Altino, aggredito e sfregiato al volto da un coetaneo alle primissime ore di sabato. Una lunga e profonda ferita al volto, squarciato dai vetri di un calice che lo ha colpito all'improvviso al culmine di una lite scoppiata non si sa bene perché, comunque al termine di una serata trascorsa al pub fra amici e conoscenti. L'aggressione violenta di cui è rimasto vittima un 23enne è accaduta l'1 di sabato notte all'esterno del pub Boomerang in via Isonzo a Quarto d'Altino. Il locale si avviava a chiudere e fra gli ultimi avventori c'era un gruppo di coetanei, tutti del posto. Per ragioni che si presumono futili, un 24enne aggredito il coetaneo prima a parole poi coi fatti, sputando in faccia al contendente il contenuto del suo bicchiere. La vittima di Quarto d'Altino, giovane conosciuto dai titolari del pub come un ragazzo mansueto, è rimasta attonita e non ha fatto in tempo a scansarsi che l'aggressore gli si è avventato contro colpendolo direttamente al volto col calice che è andato in frantumi. Vista la mala parata, l'aggressore, noto per il suo carattere esuberante, se l'è data a gambe levate lasciando il 23enne col volto grondante di sangue. Il ragazzo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha portato d'urgenza all'ospedale. Lì il 23enne è stato sottoposto a un delicato intervento per suturare la profonda ferita che gli è costata 50 punti e una prognosi di guarigione di 30 giorni. L'aggressore, qualche ora più tardi, forse in preda al rimorso, è tornato sui suoi passi, ma ha rischiato il linciaggio degli altri avventori, riportati a miti consigli dai titolari del pub. Pure il giovane è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per medicare la sua mano ferita. Ora i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora l'aggressore deve rispondere di lesioni personali. Scomparsi in Burkina Faso, sono passati 37 giorni dall'ultimo contatto tra Luca Tacchetto e la sua famiglia. A Pianiga, il paese dove alle scuole medie insegna la mamma di Luca, è stata organizzata questa sera una fiaccolata. Hanno partecipato in circa 300. Vediamo. Quale motivo è venuto qui stasera? Per solidarietà per la famiglia. Sta seguendo la vicenda con preoccupazione? Diciamo abbastanza preoccupati. Che lo liberassero, che potesse arrivare qua da noi. Lei conosce la mamma di Luca? Sì, un pochino sì. La conosce di vista, diciamo, alla Sacchini? Sì, qualche volta alle feste ci vediamo, insomma, ecco. Vigonza è qui vicino, Ecco, tutto lì. E abbiamo avuto il papà di Luca, sindaco, 8 anni. Lo conosciamo molto bene. Conosce anche Luca, lei sì? Cioè, si conosce così a livello perché suonava la chitarra ed era in chiesa, si conosce così a livello giovane, non è che noi conosciamo i genitori, la famiglia, tutto lì.
È scattato questa sera lo stato di allarme per neve nel territorio veneziano. Le previsioni meteo non sono catastrofiche, ma è probabile che il manto nevoso, atteso attorno ai 5 cm, possa causare disagi soprattutto alla circolazione. Polizia locale e protezione civile sono in stato d'allerta. In base alle previsioni dell'ARPAV, le nevicate sono attese già da stasera e potranno protrarsi sino alla mattinata di giovedì con accumuli variabili. Sono inoltre previsti rinforzi di bora tra mercoledì sera e giovedì mattina. In base a quanto prevede il piano neve, già dalle 20 di stasera uomini e mezzi saranno operativi su tutto il territorio comunale in attività di prevenzione. 9 spargisale entreranno in azione lungo la viabilità carrabile della terraferma, uno a Lido, una a Pellestrina, uno a Sant'Erasmo. Operatori Veritas interverranno nelle attività di spargimento di sale ed eventuale spazzamento di tutti i percorsi pedonali. La politica ora alla base di Fratelli d'Italia in rivolta per l'accordo tra Giorgia Meloni ed il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mentre la Lega abbandona definitivamente il primo cittadino e le opposizioni attaccano. Sentiamo. Io e i miei amici abbiamo dato anima e cuore per un partito che oggi ci sta deludendo profondamente. A esprimere tutta la sua amarezza è l'ex consigliere comunale Sebastiano Costalonga, per anni anima di Fratelli d'Italia nel comune di Venezia. Noi militanti, confessa, dell'accordo tra Brugnaro e la Meloni siamo stati informati solo a cose fatte. Al suo posto sarei arrabbiata anch'io, gli fa eco la consigliera leghista Silvana Tosi, formalmente ancora parte della maggioranza, ma ormai lontanissima dal sindaco. Con Fratelli d'Italia Costalonga aveva preso 340 preferenze, mentre l'assessore Giorgio Desta era candidato con noi e ne ha portate a casa appena 19. L'assessore Deste faceva parte della nostra coalizione, adesso ha cambiato giacca e questo mi sembra come un tradimento da parte dell'assessore verso i suoi elettori, non lo ritengo opportuno. C'è il caos dentro il partito Fratelli d'Italia, non è stata ascoltata e non è stata avvisata la base, mi sembra piuttosto vergognoso. Venezia è una città aperta e antifascista, attaccano all'unisono il segretario comunale PD Giorgio Dodi e la capogruppo H Farsetti Monica Sambo. I nostalgici del ventennio con cui il sindaco si è alleato sono un'offesa per i veneziani. Il sindaco ormai ha gettato la maschera dopo aver dichiarato in campagna elettorale e anche successivamente di non essere né di destra né di sinistra, invece di fatto è di estrema destra. Più che di estrema destra parlerei di grande ammucchiata, ribatte il pentastellato Davide Scano, dall'UDC ai Fratelli d'Italia, passando per la Lega ma anche per il sostegno, pur non dichiarato, di una parte dello stesso Partito Democratico. Sappiamo tutti che una parte del PD ha votato Brugnaro in sede di ballottaggio e poi Renzi ha appoggiato comunque il primo cittadino con una serie di finanziamenti pubblici che non si erano mai visti prima d'ora in tutta la storia del comune e infatti Brugnaro si era dichiarato il più renziano di tutti. E dopo l'accordo tra Brugnaro e Fratelli d'Italia, la Lega veneziana abbandona ogni cautela ed annuncia nel 2020 presenteremo un nostro candidato e correremo da soli contro l'attuale sindaco. La volontà nostra è quella di trovare un candidato Lega e di presentarci al primo turno di elettori come Lega da soli. Non potrebbe essere più chiaro Alex Bazzaro, deputato leghista di Favaro Veneto, nell'indicare la strada che il Carroccio è intenzionato a percorrere per conquistare Venezia nel 2020. La nostra volontà è quella di non fare più accordi al ribasso e di non trovarci nel prossimo quinquennio, che speriamo ancora di poter governare la città di Venezia, in una situazione similare a quella attuale, cioè dove la Lega non è presente in giunta ed è di fatto una componente esterna alla maggioranza. Con Brugnaro non c'è nulla di personale, puntualizza il deputato, ma le cose tra noi e lui hanno cominciato ad andar male subito dopo la rinuncia del nostro candidato Gianangelo Bellati alla carica di vice sindaco. Inutile comunque guardare al passato. I cittadini veneziani mestrini ci chiedono e ci danno grande fiducia, ce l'hanno data alle elezioni politiche e ce la stanno confermando dei sondaggi. È impensabile avere una Lega ancora fuori dalla città più importante del Veneto, dal capoluogo del Veneto, nei prossimi 5 anni. Il nostro candidato, rivela il leghista, sarà una persona con esperienze di amministrazione, perché Venezia non è una città facile da gestire. Ci occuperemo di riportare una vera sicurezza soprattutto in terraferma e di sostenere il referendum sulla separazione già oggetto dell'accordo elettorale tradito da Brugnaro.
a noi interessa nei prossimi 5 anni e dare risposte ai cittadini sui tanti temi in cui la Lega si è mostrata lungimirante, dal campo Rom al tram, passando per la sicurezza nel territorio della terraferma mestrina. Torniamo ora a parlare dell'accordo tra Regione e Terna sull'interramento dell'elettrodotto Dolo-Camin, una battaglia vinta perché combattuta insieme, così il primo cittadino di Dolo, Alberto Polo, festeggia assieme ai suoi colleghi di tutta la Riviera del Brenta appunto l'interramento dell'elettrodotto. Vediamo. È palpabile la soddisfazione nei comuni della Riviera del Brenta all'indomani dell'accordo tra Regione e Terna che ha sancito la vittoria del territorio in una battaglia durata oltre 10 anni, quella per l'interramento dell'elettrodotto Dolo-Camin. Non abbiamo fatto proteste, ma abbiamo fatto proposte e le abbiamo fatte tutti insieme. 7 comuni, ma con la collaborazione di tutti anche gli altri comuni che magari non sono stati interessati direttamente al progetto della linea. E abbiamo fatto un lavoro veramente di coesione e di un'unica voce. Il nostro grazie va innanzitutto alla Regione, concede il sindaco di Dolo Alberto Polo, che ha saputo far prevalere gli interessi dei cittadini su quelli economici di una società. Quanto avvenuto è la dimostrazione che quando un territorio e i suoi amministratori si mettono assieme al di là delle logiche di bandiera, i risultati ci sono. Anche gli amministratori che adesso non sono più stati rieletti, hanno sempre tramandato un unico messaggio. La versione del territorio non è mai cambiata. Abbiamo sempre detto, siamo d'accordo con la modernizzazione della linea, ma dovete anche rispettare l'ambiente e soprattutto dobbiamo accettare le nuove tecnologie, anche quelle di sotterrare la linea appunto. Non vediamo l'ora che inizino questi lavori, conferma il sindaco di Mira Marco Dori, che hanno il pregio di rispettare sia la natura che lo sviluppo economico del nostro territorio. Va dato merito a Terna di aver preferito il dialogo allo scontro. Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Di nuovo in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. È polemica sulla lista dei medici che avrebbero ricevuto finanziamenti dalle multinazionali del farmaco, lista pubblicata dal Codacons. I nomi di 125 medici ospedalieri e di base della sanità veneta compaiono nell'elenco pubblicato sul proprio sito dal Codacons, riguardante i professionisti che ricevono a vario titolo finanziamenti dalla multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline. Una questione di trasparenza, spiega il presidente regionale dell'Associazione di Consumatori, Franco Conte, perché i pazienti hanno il diritto a essere informati di questi legami. Questo rapporto di denaro è bene che sia sotto i riflettori e quindi sia possibile per la gente giudicare in che misura il parere dato da un medico o dallo stesso Istituto Superiore della Sanità sia un parere libero da vincoli o possa rischiare di essere vincolato da finanziamenti. Si tratta di rendere accessibili a tutti informazioni rilevanti, sostengono dal Codacons, e non di demonizzare il fenomeno dei finanziamenti in sé. Può essere positivo se serve per sviluppare ricerca, e può essere positivo se serve per sollecitare approfondimenti, e può essere invece negativo se serve per accattivarsi una simpatia attraverso una forma di marketing occulto. Di tutt'altro avviso l'Ordine dei Medici, il cui presidente regionale Francesco Noce prende le distanze dall'iniziativa, definita in una durissima nota una caccia alle streghe. Rischia di rovinare il rapporto coi malati, accusano i dottori. Le case farmaceutiche finanziano la ricerca e quindi gli ospedalieri che hanno rapporti con le stesse sono coinvolti in studi clinici sull'efficacia di determinati prodotti. Il clima di sfiducia verso la scienza che si è creato negli ultimi tempi, replicano i consumatori, è dovuto alla mancanza di informazioni. Iniziative come la nostra servono ad aumentare la trasparenza e quindi la credibilità della sanità. Nella misura in cui io so che il mio medico o la mia università opera con altri e questo avviene alla luce del sole, questo mi tranquillizza e mi dà fiducia. Invece quando le questioni sono all'ombra, occultate, nascoste, ingenerano quella diffidenza verso la scienza che ha portato a questa arroganza dell'ignoranza. 2 persone sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di ricettazione nei confronti dei 2. Il sospetto è quello di un traffico di moto rubate recentemente nella zona di Spinea.
Furti di motoveicoli e di componentistica di essi in serie, uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità ai danni di numerosi residenti di Spinea. Denunce e segnalazioni alla locale stazione dei Carabinieri si sono moltiplicate negli ultimi mesi e le indagini alla fine si sono concentrate attorno a 2 individui già noti alle forze dell'ordine. Un servizio mirato ieri sera ha portato una pattuglia a Villabona, dove le 2 persone sono state sorprese in una zona defilata mentre armeggiavano attorno a una moto nel tentativo di avviarla. I 2 italiani sono stati fermati e durante gli accertamenti i militari hanno potuto appurare che la moto in questione era stata riverniciata in maniera artigianale da poco tempo e che le matricole del telaio e delle varie parti erano state abrase di recente. I carabinieri hanno perciò esteso le verifiche nell'abitazione dei 2, dove sono state trovate altre motociclette, sia intere che smontate, oltre a numerosa merce di provenienza sospetta, come tagliasiepi, aspirafoglie, motoseghe, insieme a numerosissime parti meccaniche e strumentazione varia. La moto modificata è già stata riconosciuta e restituita al legittimo proprietario che da poco ne aveva denunciato il furto. I 2 sono stati portati in caserma per le formalità di rito e denunciati per ricettazione, riciclaggio in concorso. La merce ritrovata è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti sulle proprietà. E sono tuttora in corso opportuni approfondimenti sulla vicenda, in primis per identificare eventuali complici degli autori del reato e per accertare il compimento di altri analoghi episodi criminosi nella zona. A Düsseldorf questa mattina la presentazione del Salone Nautico di Venezia, in programma l'Arsenale dal 12 al 23 giugno prossimi. Vetrina internazionale per la manifestazione veneziana all'interno della 50ª edizione di BOT, la Fiera Mondiale della Nautica da Diporto. All'incontro con i media internazionali c'era il sindaco Brugnaro, che ha sottolineato come tra Venezia, il Veneto e la Germania ci sia un legame storico profondo. Questa manifestazione è una grande iniziativa che coinvolge l'intera città e la regione Veneto, ha aggiunto Brugnaro, e vuole essere un grande appello a tutto il popolo del mare. Non sarà infatti solo un salone dell'arte nautica internazionale in sintonia con la Biennale, ma soprattutto un momento di ritrovo ed aggregazione per famiglie e bambini. L'amministrazione comunale ha deciso di finanziare l'iniziativa e di agevolare tutti quelli che verranno a presentare le proprie barche ed i propri progetti al Salone Nautico, così da unire l'industria produttiva all'arte e alla vitalità di una città che è stata presidio del mare Adriatico e del Mediterraneo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Ondata di gelo sulle nostre regioni e la neve potrà fare capolino. Nel dettaglio, in Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata e non si escludono locali nevicate fino in pianura, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 0 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con un cielo che si presenterà molto nuvoloso e coperto e con fiocchi di neve fino al piano, possibili un po' ovunque. Andrà gradualmente migliorando già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 1 e 3 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso l'ondata di maltempo colpirà la nostra regione con locali nevicate talvolta abbondanti. Quota via via in rialzo col passare delle ore. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.